Proprio nei giorni nei quali Treviso si prepara ad accogliere non una ma due gare sulla ricetta più buona del tiramisù, con tanto di tiramisù World Cup, alla fine il Friuli Venezia Giulia scippa al capoluogo della Marca il suo dolce più famoso. Il delizioso dessert a base di savoiardi, uova, mascarpone e caffè è stato inserito dalla regione Friuli nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio, nelle due versioni: carnica, nella ricetta dell'albergo Roma di Tolmezzo, e bisiacca, nota come Coppa Vetturino, dall'omonima trattoria del Goriziano. Una notizia da far rabbrividire i trevigiani, che da sempre rivendicano la paternità del tiramisù, ideato da Roberto Linguanotto, cuoco del ristorante Le Beccherie. Al di là delle tradizioni che lo volevano realizzato per un bordello in Ca ed Oro come ricetta energetica per i clienti. Una disputa a colpi di cucchiaio che si gioca tutta sul mascarpone. La prima testimonianza scritta del tiramisù col mascarpone, infatti, è quella di Giuseppe Maffioli nel numero primaverile della rivista Vin Veneto del 1981, che appunto ne attribuisce la paternità alle beccherie di Treviso. Il tiramisù friulano sarebbe un altro dolce senza mascarpone. Chi ha ragione? Chissà, l'unica certezza è che i friulani sono stati più veloci nell'aggiudicarsi il riconoscimento ministeriale.